Buongiorno alle ragazze e ai ragazzi della scuola media, ai loro genitori, ai nonni e a quanti vedono questo video. Che anno, stiamo ormai a concludere. È stato l'anno della mascherina per tutti, per i ragazzi delle superiori è stato l'anno di tanti giorni di didattica a distanza. Abbiamo costruito tanto bene, grazie a Dio, anche quest'anno. Alcuni ragazzi sono davvero cresciuti molto bene, qualche altro ha fatto più fatica. La scuola è stata tutti i giorni pronta a rispondere alle esigenze dei ragazzi e come possibile anche delle famiglie. Siamo contenti di arrivare comunque ormai ai primi di giugno portando un bilancio positivo. E un grazie a tutti quelli che si sono impegnati perché le cose vadano bene nonostante le varie difficoltà, quindi un grazie ai docenti, al personale non docente nelle sue varie funzioni, un grazie ai collaboratori e alle persone che sono intervenute pur con la difficoltà particolare in certi momenti. Un grazie a voi ragazzi e ragazze per l'impegno che ci avete messo anche nel coltivare i fagioli o nel fare il pane o nel arredare, tra virgolette, la vostra aula con i vostri prodotti. Io vi ringrazio di tutto e auguro che davvero anche il camminare nei giorni difficili della vita possa essere stato importante, formativo per voi tutti. Il video mio dà inizio ad altre testimonianze scherzose, gioiose, serie su quest'anno. Godetevelo tutti quanti e soprattutto godetevi un'estate bella di incontri, di belle letture senza obblighi, con la gioia e il piacere di leggere, bei panorami, qualche bel gesto di bontà, di aiuto, di amicizia. E arrivederci tutti a settembre, chi ancora alle medie e chi alle superiori. Un saluto anche alle famiglie e ancora un grazie a tutti. Buona estate, davvero di cuore. Salve a tutti e bentrovati. Già il preside ha introdotto questo nostro stare assieme un po' diverso dal solito, ma noi vogliamo lo stesso stare assieme. E allora diamo subito la parola ad alcuni colleghi e ad alcuni ragazzi che ci aiuteranno a capire com'è stato per loro quest'anno di Barbarigo. Veronica Ronca. Silvia Ballarin. Quest'anno scolastico è stato piuttosto impegnativo, direi. Allora, bello ma impegnativo. Posso dire anche il perché? Beh, è bello perché ci sono sempre nuovi alunni, nuove cose da conoscere, e impegnativo perché siamo arrivati da un anno scorso difficile. Ha ragione. Allora, la difficoltà maggiore che ho incontrato quest'anno è dover dire ai nostri alunni di tenere comportamenti che negli anni passati non avremmo mai consigliato, come stare lontani, non dividere la merenda, non aiutarsi vicini nelle occasioni di difficoltà, quindi questa è stata la difficoltà maggiore. La mia difficoltà maggiore è stata non poterli vedere interamente in viso. Non vedere il loro sorriso, la loro bocca, comunque è una limitazione. E poi limitare anche loro stessi, insomma, non poter dargli un pallone con cui giocare non è da poca quest'età. Sono curiosi e quando riesci a conquistarli ti vogliono bene, e il bene che loro provano per te e quello che tu provi per loro permette di camminare su una bella strada e imparare tante cose. Condivido pienamente e poi hanno tanta voglia di raccontarti, e quando ti raccontano le loro esperienze ti fanno capire che sei importante. Anche noi professori ci sentiamo importanti, ci sentiamo parte della loro vita, e questa è una soddisfazione, non soltanto il bel voto, insomma. Allora, la mia collega si arrabbia poco, ma quando si arrabbia bisogna starle lontano. Addirittura? Sì. Allora, della professoressa Ronca mi fa ridere tanto quando fa le frasi di grammatica e inserisce i nostri figli all'interno come soggetti, e poi fa dei disegni alla lavagna particolarmente discutibili, dal punto di vista artistico ovviamente.
Ciao! Cristina. Francesco. Allora, sicuramente è stato un anno impegnativo, ma come quasi tutti gli anni diventano impegnativi, ma bello, è stato un gruppo classe che mi è piaciuto tanto. Un anno certamente impegnativo, ma oserei dire anche originale. Allora, la difficoltà maggiore è stato fare capire ai ragazzi che lo spagnolo non è uguale al veneto e trasmettere a loro l'opportunità per lo studio. Devono studiare per se stessi e non per accontentare gli altri. L'opportunità invece è il gruppo classe in sé, perché è stato un gruppo classe molto entusiasta e quindi è stato molto facile. La difficoltà maggiore è stata non poter fare tutti i gruppi extrascolastici, GRB, B14, però l'opportunità è stata inventarsi qualcosa di nuovo anche durante la giornata scolastica, durante le lezioni, per poter dare delle opportunità appunto a questi ragazzi di stare assieme, di condividere, di relazionarsi. Allora, sui miei alunni posso dire che sono veramente meravigliosi e la cosa che più mi ha colpito questo anno è quando ho consegnato le lettere della Spagna, erano molto emozionati e hanno urlato, è la prima lettera che ho ricevuto in vita mia. Quindi la cosa più bella è la loro gioia, sicuramente. Allora, i miei alunni hanno saputo mettersi in gioco, hanno cercato con tutto se stessi di rispettare le regole, le norme anti-Covid e poi sono molto curiosi, desiderosi di apprendere. Non saprei cosa dire, il mio collega è buffo da sé, mi fa sempre ridere. La mia collega è madrelingua spagnola, come si sente, e quindi quando cerca di parlare in italiano, delle volte inventa delle parole nuove che fanno sorridere. Ciao! Un caro saluto, ciao ciao. E quest'anno è stato un anno particolare per colpa del Covid, però comunque ci siamo riusciti ad adattare alle mascherine. Quest'anno è stato un anno molto particolare, ma comunque bello e piacevole. Quest'anno è stato molto bello e mi dispiace sia l'ultimo e nonostante le mascherine comunque ci siamo divertiti e siamo riusciti a fare le cose che facevamo anche l'anno scorso, sempre provando a rispettare le regole che i prof ci consigliavano di seguire. La cosa che mi è mancata di più sono state le gite, perché erano una bella esperienza con i compagni che rafforzava le amicizie. Anche per me le gite mi sono mancate un sacco. Anche a me le gite sono mancate molto, mi è mancato anche il GRB e vedere i miei compagni in faccia e i loro sorrisi. E l'esperienza più bella che ho vissuto quest'anno, esatto, che purtroppo non si sono potute fare le gite in GRB, sono state un momento che abbiamo fatto con la classe e che ha occupato tutto il giorno con il prof Saviane e con gli altri prof. Per me l'esperienza più bella è stata quando i prof hanno organizzato un giorno per noi di prima media. Sì, anche a me è piaciuto moltissimo il giorno che abbiamo passato tutti insieme con la classe che i prof hanno organizzato per conoscerci meglio e insomma parlare tra di noi. E un giorno, mentre stavamo facendo grammatica, è entrato il prof Saviane e la Ronca non riusciva a mettere una cosa sulla TV. E quindi il prof Saviane è intervenuto e si sono messi a litigare ed è stato molto divertente. Per me è una cosa molto divertente quando la prof Ronca per spiegarci la grammatica epica fa le scenette divertenti e anche fa le frasi divertenti. Sì, anche per me la professoressa Ronca ha fatto una lezione molto divertente in cui
spiegarci l'analisi dei periodi, ha portato il Lego di suo figlio e ci ha fatto costruire le frasi. Grazie agli intervistati. Ora vogliamo entrare in tutte e tre le classi per vedere alcune cose che hanno imparato i nostri ragazzi. La prima media ci parlerà delle lezioni di musica, la seconda media dell'Agenda 2030 e alcune ricette in lingua spagnola e la terza media di questo periodo di pandemia in lingua inglese. Un saluto a tutti dal professore di musica del Barbarigo Alberto Bombarelli. Il brano che vedrete eseguito dalla prima media fra pochissimi secondi è tratto dal cartone animato del 1992 Aladdin della Disney, 31esimo classico Disney. Cose che i nostri ragazzi devono assolutamente conoscere perché molti di noi non lo conoscevano, ma chi della mia generazione e anche ben prima se lo ricorda molto bene. Classici Disney che in quel periodo e anche nei decenni precedenti hanno portato molto la tradizione del musical americano sul grande schermo, facendolo conoscere a un'intera nuova generazione di ascoltatori e di ragazzi, quindi film recitazioni ma con numeri musicali interessanti all'interno, arrangiati orchestralmente ma che prendono elementi anche dalla canzone pop. Noi abbiamo dato la nostra versione, ricordiamoci che alcuni ragazzi diversi di loro hanno iniziato a suonare da zero quest'anno, ci abbiamo provato, ci abbiamo creduto al massimo. Grazie e buon ascolto. Quest'anno, durante le ore di scienze e seguendo il progetto dell'Agenda 2030, abbiamo capito l'importanza di rispettare la natura. Questo l'abbiamo capito grazie a questi fagioli che noi 4 abbiamo annaffiato e curato. Alcuni nostri compagni all'inizio non li rispettavano e infatti li spezzavano e non gli davano mai l'acqua. E poi li abbiamo convinti a rispettarli, gli abbiamo insegnato ad annaffiarli, gli abbiamo insegnato a curarli se si rompevano e così noi abbiamo imparato a rispettare la natura e questo era lo scopo del nostro esperimento. ¿Cómo hacer postre tiramisú? Ingredientes: un molde cuadrado de 20 por 20, 500 queso de mascarpone sin lactosa, 3 huevos muy frescos, 9 cucharadas sopras de azúcar, cacao en polvo, 2 tazas de café cargado y sin azúcar, 2
paquetes de bizcochos de Soleil. Preparamos el café y lo ponemos en un plato hondo y ponemos al lado porque se enfría. En un recipiente bastante grande ponemos las yemas separadas de las claras, agregamos azúcar y batimos con batidora eléctrica hasta que se espese y se pone de color amarillo pálido, semblante una crema. Siempre batiendo, agregamos el mascarpone bien frío a cucharadas y batimos hasta que haga una crema espesa y sólida. Ponemos en fresco. Ahora comenzamos a mojar los bizcochos con café y vamos cubriendo el fondo de molde. Rellenamos con mitad de la crema y volvemos a cubrir con los bizcochos mojados con café y repetimos con otra capa de mezcla. Ponerlo en el refrigerador por algunas horas y espolvorear con cacao con un colador. ¡Listo! Hola a todos, hoy Enrico y yo estamos preparando las chocolate caliente. Vierta el chocolate en polvo en la cacerola. Aspettate, ok. Y mezcle lentamente, agregando 125 mililitros de latte. De leche. Ho sbagliato. Ok, y mezclamos hasta obtener la consistencia que queremos obtener. Viertamos el chocolate en las tazas. La mia mano. Grazie mille. Grazie biondo. Hoy vamos a cocinar el guacamole mexicano. Lo primero que vamos a hacer es poner el guacamole adentro del bowl. Ahora vamos a aplastar la palta y después vamos a añadir la cebolla y el tomate. Ahora vamos a añadir la cebolla y el tomate a la palta. Ahora vamos a mezclar un poco y después le vamos a añadir el limón y la sal. Ahora voy a añadir un poco de limón y la sal al guacamole. Una cosa que les recomiendo para que salga más fácil es hacerle un poco de huecos con el cuchillo. Ahora que ya pusimos el limón, vamos a añadir la sal. Ahora que ya terminamos, vamos a poner un poco de guacamole en un platito con un poco de nachos que están acá. Ahora vamos a probarlo. Está muy bueno.
Buongiorno a tutti, sono Costanza, un'alunna di terza media. Sono qui a presentarvi la poesia che la mia compagna di classe Matilde ora vi leggerà in lingua inglese. La tematica è molto vicina a tutti noi, si tratta cioè della situazione attuale, ovvero la pandemia, che tutti noi stiamo vivendo e di come questa abbia cambiato e stia cambiando drasticamente le nostre vite, dalle nostre più semplici abitudini al modo di relazionarci con l'altro. A voi un buon ascolto. In the time of pandemic, and the people stayed home and read books and listened and rest and exercised and made art and played games and learned new ways of being and stay still and listened more deeply. Some meditated, some prayed, some danced, some met their shadows, and people began to think differently. And people healed, and in the absence of people living in ignorant, dangerous, mindless, and heartless ways, the earth began to heal. And when the danger passed, and the people joined together again, they grieved their losses and made new images, and created new ways to live and heal the earth fully, as they had been healed. E ora diamo spazio ad alcuni lavori che hanno fatto grazie alla professoressa di arte e tecnologia e grazie all'insegnante di scienze motorie. Strette, ferme le lancette, siamo su le giostre, salgo io e poi sali pure tu nel mentre guardiamo dall'alto mezzo continente, se vuoi ti compro tutta male, se vuoi ti compro tutta male. Siamo due stelle, guardano tutti, sei ancora piccola se ti imbarazzi quando ti regalo un po' di carezze oppure ti faccio troppi complimenti, baciami subito che manco mi accorgo che il cielo non è solo il nostro ma il battito sì, quando le guance rosse e gli occhi di ghiaccio rimango di succo quando mi dici siamo imperfetti, 4 di notte e le luci si spengono, labbra si incollano e dopo non si staccano mai, strette, ferme le lancette, siamo su le giostre, salgo io e poi Buongiorno, siamo Giorgia e Alice, due studentesse di terza media e oggi vi presentiamo il nostro progetto Biella Monovella che abbiamo fatto all'inizio di quest'anno scolastico con la professoressa Ballarin. Abbiamo fatto questo progetto per provare a realizzare e a capire meglio il processo di trasformazione del movimento verticale del pistone a rotatorio della ruota, come ad esempio nelle macchine. Per fare il pistone abbiamo utilizzato una lattina di Coca-Cola che è legata alla biella, che è un pezzo di cartone che poi è incollata sulla ruota, che è un CD. Abbiamo utilizzato solo materiali riciclati che trovavamo a casa e abbiamo provato a fissare il pistone tra la lattina di Coca-Cola tra due sponde di polistirolo in modo tale che il movimento fosse controllato e quindi solo verticale e non orizzontale. E funziona? Vedete? È stato comunque un lavoro abbastanza, cioè è stato divertente provare a trovare i materiali giusti, a fissarlo e a fare in modo che tutto funzionasse nonostante molti intoppi nel percorso che abbiamo trovato. Ci siamo divertite lo stesso e spero di essere stata comprensibile spiegando questo nostro progetto e spero vi sia piaciuto. Salve a tutti, sono Gianmarco di terza media, quest'anno abbiamo studiato le energie e ho provato a costruire un pannello fotovoltaico e solare termico. Abbiamo per prima cosa montato dei pannelli solari che riescono a ricaricare una batteria al suo interno che riesce o a caricare un telefono esterno oppure a far funzionare la pompa che fa passare l'acqua all'interno del pannello solare termico, che grazie all'effetto serra costruito con questo pannello in plexiglass all'interno si riscalda e quindi l'acqua calda va a finire in una tanica e riusciamo a riscaldare l'acqua. Questo può essere anche inserito all'interno di una casa, ovviamente in una scala molto più grande, e abbiamo anche un pannello elettrico con cui si possono comandare le varie strutture interne. Questa è la pompa, grazie a questo interruttore la riusciamo ad accendere
E qua sotto abbiamo uno schermino con il voltaggio dei pannelli oppure della batteria. Durante quest'anno scolastico, durante le ore di scienze motorie, abbiamo preso parte a un progetto che è il progetto della corsa contro la fame. Consisteva nel trovare uno sponsor che ha pagato per ogni giro che noi facevamo e i soldi raccolti sono stati donati all'associazione della corsa contro la fame che cerca di sensibilizzare il mondo a vedere i continenti e gli stati che sono in difficoltà. Siamo giunti alla fine del nostro stare assieme e allora abbiamo voluto nuovamente intervistare i nostri ragazzi che ci diranno perché è bello venire a scuola al Barbarigo. I ragazzi di prima media, i ragazzi di terza media però hanno dovuto fare una scelta, la scelta della scuola superiore. Com'è venuta questa? Che cammino hanno fatto per poter scegliere la scuola superiore? E infine i ragazzi di seconda media hanno voluto un po' interpretare, mettersi nei panni, potremmo dire, di alcuni insegnanti. Chi li conosce capisce subito di chi si sta parlando. Grazie a tutti, grazie per averci seguito e ancora buona estate. Perché i professori ti aiutano a trovare un metodo di studio adeguato. È molto bello venire a scuola al Barbarigo perché le classi sono meravigliose, ci sono moltissimi laboratori in cui possiamo stare assieme e divertirci moltissimo. Perché i professori sono comprensivi e aiutano gli studenti in ogni loro difficoltà. Perfetto. Perché è un istituto ben organizzato e i professori aiutano molto gli alunni. Quest'anno noi abbiamo dovuto fare la scelta per la nostra scuola superiore. Noi non siamo stati lasciati soli, ma tutto il nostro Barbarigo e i nostri insegnanti ci hanno accompagnato verso la scelta. Anche se non c'è stato più 14 per noi studenti, durante le ore del professor Sabiano abbiamo comunque svolto dei test che ci hanno aiutato a capire chi siamo, cosa vogliamo fare da grandi, quali sono le nostre doti e per cosa siamo portati. Inoltre, durante la giornata orientativa, il professor Saviano e la professoressa Ronca ci hanno presentato meglio i licei, l'istruzione professionale, l'istruzione tecnica e grazie ai genitori e al Barbarigo abbiamo scelto quale percorso seguire. E la nostra scelta è avvenuta a gennaio in quest'anno. GRB e mediante molte attività mi sono riuscito a capire meglio me stesso. Io mi porto dietro l'inclusione anche e soprattutto grazie a una nostra compagna disabile che è diventata parte integrante del nostro gruppo e è anche una grande nostra amica. Io mi porto nel cuore il GRB perché è stato un momento in cui sono potuta stare insieme ai miei compagni. Buongiorno ragazzi! Buongiorno prof! Buongiorno! Allora, siamo qui, vediamo i gessetti. Allora, buongiorno! Allora, Langone devi essere interrogato perché mi mancano i tuoi voti, quindi vai subito alla lavagna. Dai, così facciamo in fretta. Mi raccomando, non voglio stupidaggini, allora. Coniugami il futuro semplice del verbo morire. Scusami? No, non ho capito. Vai subito al posto. È una roba che facciamo da 3 mesi, e ancora non hai capito. Come sta succedendo? Sabi! Dimmi, roncacara! Come sta succedendo questo fracasso? Dai. Mamma mia, sei tutta uguale. Ma... Hai collegato la spina? Cosa sia? Ah, se che sta la spina. Evidentemente è collegata. Hai acceso il computer? No. Provaci, dai. Dai. Cosa devo fare? Questo. Ok. Oh. Questo ho capito. E qual è la mia password? Se non lo sai qui. Beh, sarà 1, 2, 3, 4. Ecco, sono entrato. Ok, perfetto. Sono entrato. Vai, cara! Visto? Ciao! Buongiorno prof! Buongiorno ragazzi, adesso arrivo. Finisco di parlare un attimo con loro. Sì, ballerine
hai proprio ragione. Sì, sì, dai, ci sentiamo. Ciao. Ciao. Buongiorno ragazzi. Un caffettino? Ma sì, anche allora, una briochetta, doppio salato di cioccolato, cose varie, roba del genere. Andiamo. Oggi consegno le verifiche, poi spiego e alla fine andiamo in aula informatica. Allora, bravissimo. Grazie. Esatto. Allora, oggi parliamo dell'alimentazione. Allora, cos'è per voi l'alimentazione, ragazzi? Quando mangi. Il determinato modo in cui si mangia. Allora, nell'alimentazione sono presenti i grassi, le proteine, i carboidrati e le vitamine, che ci sono vari tipi di vitamine. Avete capito? Sì, sì. Perfetto. Adesso spiego l'ultimo argomento e alla fine andiamo in aula informatica. Vabbè ragazzi, usciamo, ritiro le verifiche. Buona giornata. Grazie. Banalina, basta con quel telefonino qua. Dai, metti basta. andiamo via. Vieni, dai. Togli questo telefonino. Dai, andiamo. E tu va fuori, dai. Andiamo.